Prosegue la corsa dell'Enna in vetta alla classifica, con 2 punti di vantaggio sull'Acaragas, grazie alla vittoria ottenuta nel recupero con il Don Carlo Misilmeri con il risultato di 2-1. Tutti i gol nel primo tempo con vantaggio giallo-verde che sblocca il risultato con Zappalà. Forte reazione del Don Carlo Misilmeri che sugli sviluppi di un calcio di punizione riescono a pareggiare. Infatti batte Mendola, interviene Giuliano che mette dentro. Raggiunto il pari, l'Enna si propone ancora in avanti e prima della fine del tempo usufruisce di un penalty molto contestato dagli ospiti. Dalla lunetta si presenta l'ex canecattinese Angelo Caronia, il quale fa centro. Con questi 3 punti l'Enna raggiunge quota 51, insegue l'Agragas a 2 punti con 49, poi c'è la Pro Favara con 45 e dunque Don Carlo Misilmeri con 40. Per quanto riguarda l'Agragas, la squadra continua la preparazione in vista del secondo match casalingo consecutivo, ospite della compagine dei Temple, la Parmonval dell'ex tecnico biancazzurro che ristagna nei bassifondi della classifica. È possibile l'assenza di Desiderio Garufo per un affaticamento muscolare e quella di Semenzin appietato dal giudice sportivo. Scendendo di categoria, in prima categoria, come volevasi dimostrare, il derby agrigentino tanto atteso tra Empedoclina e Atletico Favara ha mantenuto le attese. Quella giocata sul rettangolo in erba sintetica del Vincenzo Collura è stata una gara vibrante, combattuta cavallerescamente e ricca di reti. Le reti granata portano la firma di Curaba, Sicurella e Pagano, ma attenzione perché la squadra Atletico Favara si trovava in vantaggio per 3-1. E quindi le ultime 2 reti, cioè quella di Sicurella e Pagano, hanno regalato il pareggio finale alla squadra granata. Le reti invece favaresi sono state invece di Terranova che ha segnato una doppietta e dunque l'altro gol di Virone. La classifica non muta molto per quanto riguarda la vetta ed anche nelle ultime 2 settimane l'Empedoclina ha guadagnato un solo punto, ma mantiene ugualmente la vetta con ben 8 punti di margine sull'immediata inseguitrice che è il Real Suttano. Proprio quest'ultima il prossimo turno sarà ospite dell'Atletico Favara, che cercherà di guadagnare punti importanti per continuare l'ascesa verso le posizioni di testa e quindi inserirsi nella possibile lotta per un posto nella zona playoff. Per quanto riguarda l'altra Agrigentina, vale a dire il Campobello Delicata, nulla da fare al Valentino Mazzola di San Cataldo contro la locale Master Pro. La compagine capobellese ha subito un 3-0 e la classifica la vede relegata sempre in ultima posizione, ma a 2 punti dal penultimo posto. Prossime sfide in programma per le agrigentine di questo torneo di prima categoria Girone B: Atletico Favara Real Suttano, una gara da non perdere, Castronuovo Empedoclina e poi Campobello di Licata Niscemi.